Fra Nazareno, verso la santità. 34 anni. Tanto è rimasto sospeso il respiro di chi attendeva un segnale da Roma. Un eco che parte dalle sabbie d'Africa e arriva oggi fino alle stanze del Vaticano. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Ci sono silenzi che non sono assenza di voce, ma l'attesa di un riconoscimento che arriva da molto lontano. Se vuoi restare aggiornato sulle indagini dell'attualità sarda, clicca sul tasto iscriviti. La notizia è finalmente arrivata. Papa Leone XIV ha autorizzato il decreto del Dicastero delle Cause dei Santi. Fra Nazareno da Pula è ufficialmente venerabile. La Chiesa ha riconosciuto che Giovanni Zucca, questo è il suo nome prima di indossare il saio, ha vissuto le virtù cristiane in modo eroico. Immaginalo, prima contadino a Pula, poi soldato e prigioniero per 4 anni in un campo di concentramento inglese in Africa. Infine umile cuoco, portinaio e frate questuante. Un uomo che ha trasformato il gelido ricordo della guerra nel calore di una carezza per i poveri. Ma c'è un dettaglio che definisce la sua grandezza. Era il figlio spirituale di Padre Pio. Si racconta che lo stesso santo di Pietrelcina rimproverasse i pellegrini sardi dicendo: «Perché venite fino a me? Voi in Sardegna avete Fra Nazareno, rivolgetevi a lui». Questo decreto è il secondo passo fondamentale verso la santità, un cammino rimasto immobile per anni, che ora accelera bruscamente verso gli altari. Per la beatificazione manca adesso solo il riconoscimento di un miracolo. Per non permettere che queste storie, le nostre radici, vengano sommesse dall'indifferenza e per unirti a noi in questa ricerca della verità, iscriviti al canale e lascia un like al video. Grazie per aver ascoltato questa straordinaria storia di fede e costanza. La memoria è l'unica cosa che resta, anche dopo 34 anni. A Sibiri.